Con la consegna del 23° premio Faber, promosso da Confartigianato Vicenza, si è chiusa al Teatro Olimpico la 29ª edizione del Festival Nazionale Maschera d'Oro, organizzato da Fita Veneto. Ad esibirsi sul palcoscenico del Gioiello Palladiano è stata l'Accademia Teatrale Campo Galliani di Mantova, vincitrice del festival e quindi del Faber, che nell'occasione ha presentato un vivace e piacevolissimo allestimento de Le Intellettuali di Molière, basato sull'originale traduzione di Cesare Garboli e diretto con verve e leggerezza da Maria Grazia Bettini. Al termine della rappresentazione il presidente di Confartigianato, Agostino Bonomo, affiancato da Aldo Zordan e Mauro Dalla Villa, che di Fita sono rispettivamente presidente nazionale e regionale, ha consegnato alla Campo Galliani l'ambitissimo trofeo, che proprio quest'anno ha cambiato volto. La sua nuova forma è infatti quella di una maschera di Arlecchino realizzata dal celebre laboratorio di artigianato d'arte dei fratelli De Marchi.